Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. A Catania pedopornografia, operazione della Polizia Postale, indagati impiegati e liberi professionisti, 3 arresti. Litiga con il fidanzato e si lancia dall'auto in corsa, grave una studentessa di Piazza Armerina, operata d'urgenza alla testa al Sant'Elia di Caltanissetta. Lo sciopero per Gaza ferma anche la Sicilia, a Palermo oltre 30.000 manifestanti per dire no al genocidio e solidarizzare con gli attivisti alla flottiglia. Migliaia di manifestanti anche a Catania, in corteo tanti giovani, slogan contro il sionismo e la politica di Israele, Palestina libera. A Favara proseguono le ricerche di Marianna Bello, la donna dispersa nel nubifragio di mercoledì. Recuperati la borsa, il cellulare e la carta d'identità della figlia. Catania, rapine violente in villa compiute dopo un rito tribale celebrato da un senegalese. I carabinieri indagano anche sull'assalto a una villa di Mister Bianco, minacciati i proprietari. Vendiamo all'estero la vostra bambina. Ragusa, nasce lo scontrino Zero Molestie. In fondo al documento commerciale ci sarà il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522. Calcio, Palermo in campo nel pomeriggio alla Spezia, Inzaghi perde Ceccaroni per squalifica, al suo posto Veroli. Rebus attaccante per Minimo Toscano in vista del derby di domani al Massimino contro il Siracusa. Difficile il recupero di Forte, possibile l'impiego di Lunetta come punta centrale. Bentrovati, buon sabato. Un'indagine della Procura di Catania e della Polizia Postale, sono state indagate 5 persone, tutte di sesso maschile, tra i 30 e i 70 anni, per detenzione di ingente materiale pedopornografico. 3 di loro sono stati arrestati in flagranza di reato dopo il sequestro di dispositivi contenenti decine di migliaia di file illegali. Le perquisizioni sono partite grazie a segnalazioni del Centro Nazionale per il Contrasto alla pedopornografia online e delle Child Rescue Coalition. Gli arrestati di varie estrazioni sociali si trovano ora ai domiciliari. Litiga con il fidanzato e si lancia dall'auto. Una 19enne è stata operata d'urgenza alla testa all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Sulla vicenda sta indagando la polizia. Tonino De Mano. È in gravissime condizioni una studentessa di 19 anni che si sarebbe lanciata dall'auto dopo una lite con il fidanzato. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in una strada del quartiere Casalotto a Piazza Armerina. Secondo le prime informazioni, la giovane stava litigando con il fidanzato in auto quando improvvisamente avrebbe aperto lo sportello lanciandosi dal veicolo e sbattendo violentemente la testa sul selciato. Immediatamente soccorsa e accompagnata all'ospedale di Piazza Armerina, la ragazza è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove in nottata è stata sottoposta ad un delicato intervento di neurochirurgia. La prognosi è riservata. Contestualmente il ragazzo è stato sentito dalla polizia. Il racconto è al vaglio degli investigatori. Il giovane avrebbe confermato la lite riferendo che la ragazza voleva scendere subito dalla macchina, ma lui avrebbe risposto no, ti accompagno a casa. Poi il tragico epilogo. Un uomo di 54 anni è morto per aver inalato fumi tossici durante l'incendio in un'abitazione al secondo piano in via Nilde Iotti a Monreale. I vigili del fuoco hanno soccorso l'uomo affidandolo al 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione per lui non c'è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri. Lo sciopero per Gaza ha fermato ieri anche la Sicilia. A Palermo in oltre 30.000 sono scesi a manifestare per dare solidarietà alla Palestina e al popolo di Gaza. Nel pomeriggio bloccata per oltre un'ora Viale Regione Siciliana. Il riassunto della manifestazione a Palermo da Marco Gullà. Sciopero! Sciopero! Generale! Da Piazza Giulio Cesare a Piazza Indipendenza, questo è il percorso del corteo di Palermo contro la strage di innocenti nella striscia di Gaza e a sostegno della flottiglia. Oltre 30.000 persone a manifestare nel giorno dello sciopero generale. Il mondo del lavoro non può non essere protagonista di questa battaglia. Di fronte a bambini che muoiono di fame, a cittadini che vengono trucidati, il mondo del lavoro deve rivendicare la pace in Palestina, deve rivendicare un'economia di pace, perché affermando l'economia di pace si tutelano anche i lavoratori e le lavoratrici. Una manifestazione che si è allungata anche nel pomeriggio. Molti manifestanti hanno bloccato Viale Regione Siciliana, traffico in tilt e arteria liberata dopo più di un'ora. Alcuni automobilisti davanti al blocco si sono uniti alla protesta.
La giornata è iniziata all'insegna dello slogan "Blocchiamo tutto", trasporti, scuole, tantissimi studenti presenti e poi i lavoratori che hanno aderito allo sciopero. Ci fermiamo anche gli operai e le operaie metalmeccaniche per chiedere la fine del genocidio, per chiedere che l'Italia interrompa i rapporti commerciali e politici con Israele per sostenere la flottiglia fermata. Come vuoi che si possano difendere? Subiscono e basta, quindi dobbiamo cercare la pace, andare incontro alla pace. Migliaia i manifestanti anche a Catania, slogan contro la politica di Israele e i massacri di civili. In corteo tantissimi giovani ma anche insegnanti e genitori. Momenti di tensione alla stazione ferroviaria, 20.000 manifestanti per la CGIL. Tonino De Mana. Catania sa da che parte stare, si legge in uno striscione. Migliaia di studenti, lavoratori semplici, cittadini sono scesi in strada aderendo al corteo organizzato dai sindacati CGIL, Cobas e USB. Al colmo dell'indignazione per quel che sta accadendo a Gaza, hanno deciso di far sentire la propria voce, schierarsi al fianco della Palestina e degli attivisti della Global Summit Flottiglia e a gridare apertamente no al genocidio, basta massacri di bambini, basta guerra, abbasso al sionismo, la politica di Israele che intende espandere i suoi confini ottenendo più territorio possibile e ridurre al minimo la presenza di arabi palestinesi. La storia del sionismo è una cosa diversa dalla storia di Israele e del popolo ebraico. Quindi bisogna fare questa distinzione. Insegnanti accanto ai loro studenti perché la pace non è un semplice slogan. Non si può dire di essere per la pace se poi la pace non si insegna e non si pratica. In corteo intere famiglie. Mi trovo insieme ai miei figli che sono qui, uno di 16 anni ed una di 20. Anche il mondo del lavoro a sostegno della causa palestinese perché è inaccettabile quello che sta avvenendo a quel popolo. Non sono mancati momenti di tensione con la polizia costretta ad intervenire con cariche di alleggerimento. In 20.000 i manifestanti, secondo la CGIL. E manifestazioni anche in tutte le altre città siciliane a sostegno della Global Flottiglia e per la pace a Gaza. 1.500 dimostranti in corteo a Messina. Un gruppo è entrato nella sede del comune forzando i cancelli per appendere una bandiera palestinese. I manifestanti a Messina hanno bloccato anche la via Garibaldi sedendosi sulla carreggiata e hanno bloccato l'accesso al comune. Corteo di studenti a Caltanissetta, mentre a Trapani hanno sfilato più di 1.000 persone. Un infermiere del pronto soccorso di Vittoria è stato aggredito la notte scorsa da un paziente che si trovava in sala d'attesa in procinto di essere visitato. Bloccato da una guardia giurata, ha aggredito l'uomo della sicurezza e poi un medico e un infermiere. Quest'ultimo ha riportato la frattura a un polso, la prognosi è di 20 giorni. L'uomo è stato fermato al personale di polizia presente nel presidio ospedaliero e condotto in commissariato. Adesso a Favara, dove vanno avanti le ricerche di Marianna Bello, travolta dal nubifragio di mercoledì scorso. Nel vallone vicino al depuratore di Contrada Esa Chimento è stata trovata la borsa nera, il cellulare e un documento di una delle figlie della donna. Al momento nessuna traccia però. Davide Sardo. Nuovi ritrovamenti nelle ricerche di Marianna Bello, 38enne di Favara, dispersa da giorni dopo il nubifragio del 1° ottobre. I vigili del fuoco del SAF, il nucleo speleo alpino fluviale, stanno setacciando il vallone subito dopo il depuratore di Contrada Esa Chimento, dove sono stati rinvenuti una borsa nera, il cellulare della donna e poco distante, in una vasca di contenimento appena svuotata, anche il documento di riconoscimento di una delle figlie che Marianna custodiva con sé. Solo ieri è stato trovato il portafogli con la foto di uno dei 3 figli, un dettaglio che aveva riacceso la speranza di nuovi indizi utili. Le ricerche proseguono senza sosta. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Protezione Civile e Vigili del Fuoco stanno battendo palmo a palmo la zona, dai canali ai valloni, con l'ausilio di unità cinofile, sommozzatori e un drone di ultima generazione. Nonostante l'imponente dispiegamento di mezzi e uomini, di Marianna purtroppo ancora nessuna traccia. L'intera comunità di Favara resta col fiato sospeso nella speranza che le prossime ore possono portare novità. Rapine feroci in villa compiute dopo un rito tribale propiziatorio. A Catania i carabinieri hanno sgominato un gruppo violento che sotto le spoglie di finti finanzieri si introducevano in case facoltose e agivano con violenza inaudita. 2 i gravi episodi ed 1 tentato, 7 gli arresti. Roberta Lunghi.
Prima delle cruente rapine nelle ville del Catanese era necessario compiere un rito tribale propiziatorio, senza il quale non si agiva. Era il senegalese Khalifa ad eseguirlo, da qui il nome dell'operazione dei carabinieri, che ha portato all'arresto di 7 persone, e solo con la garanzia del sostegno spirituale partiva una vera e propria architettura di rapine, caratterizzate da gravi minacce e violenze, che arrivavano dopo il raggiro di finti finanzieri che, con finti atti di perquisizione per accertamenti, si introducevano in casa. Sono stati i carabinieri della compagnia Fontana Rossa a smantellare la banda, 6 le persone in carcere, una ai domiciliari, con una figura preminente a capo del sodalizio, quell'Alberto Caruso, discendente della famiglia mafiosa dell'Audani, tutti accusati di associazione per delinquere, rapina aggravata, lesioni personali, possesso di segni distintivi contraffatti, detenzione di armi. Il quadro emerso dopo ben un anno di indagine dal novembre 2024 lo sintetizza il procuratore Curcio. È un mix, diciamo, di violenza belluina che è emerso, di riti ancestrali, ma anche di grandi capacità organizzative, perché parliamo di soggetti che hanno disponibilità di armi. Basilare la prima denuncia legata alla rapina compiuta a Mister Bianco, vittima un imprenditore quarantenne bloccato nel tragitto verso casa dalla finta pattuglia di finanzieri che lo hanno costretto a raggiungere casa a bordo della loro auto fino ad entrare per un controllo. Da lì un'apoteosi di violenza indimenticabile. Uno è stato preso a calci in faccia, con frattura del naso, tentativo di troncargli un dito se non avesse parlato. Sottrattigli 60.000 euro, non contenti i rapinatori hanno minacciato la coppia di sottrargli la figlia per venderla all'estero e sono così riusciti ad ottenere altri 100.000 euro. Durante le indagini sono state accertate un'altra rapina compiuta con le stesse modalità e un'altra sventata grazie all'intervento dei carabinieri. Breve pausa, ci vediamo tra poco. Contrastare il fenomeno delle truffe non solo agli anziani ma anche ai giovani, spesso vittime di raggiri online. Questo è l'obiettivo della campagna del comune di Messina. Sentiamo Francesco Triolo. Uno spot, una capillare rete di informazione e comunicazione, incontri nei luoghi di ritrovo di giovani ed anziani. La lotta alle truffe a Messina amplia il raggio d'azione. Tra ottobre e novembre, comune, forze dell'ordine, associazioni effettueranno una serie di incontri per la sensibilizzazione al contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane ma anche dei fragili. Il progetto si chiama Non Raggirame ed è rivolto anche ai giovani, spesso vittime di truffe online. L'aspetto interessante di questa campagna di sensibilizzazione è che abbiamo cercato di ribaltare la prospettiva, nel senso che da vittime chi viene truffato diventa protagonista e quindi deve avere la capacità di riuscire a trovare la forza e anche quella tenacia di riuscire a prendere appunto i truffatori. Uno degli avamposti sarà il bus dell'ATM. L'azienda trasporti per questo ha avviato dei corsi di formazione per gli autisti che così sanno eventualmente come intervenire. Tanta gente, tanti anziani viaggiano anche sull'autobus e quindi il primo punto di contatto può essere, come è capitato in passato, quello dell'autobus. Gli autisti sono consapevoli di come informare e formare la cittadinanza ed è un modo per allargare la maglia della comunicazione. Pronto? Nonna, sono io. Ho bisogno subito di soldi. Intanto chiamo il mio vero nipote. Anzi, sai che ti dico? Anche il 112. Tutti i comuni della provincia di Ragusa hanno aderito ad una iniziativa contro le molestie. Si chiama Lo Scontrino Zero Molestie. Veronica Barbarino. In provincia di Ragusa lo scontrino diventa un'arma contro la violenza di genere. Tutti e 12 i suoi comuni infatti hanno aderito al progetto Zero Molestie, promosso da Sinalp Sicilia con il sostegno della regione e in collaborazione con Confcommercio. Dal supermercato ai negozi al bar, gli scontrini riporteranno in fondo il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522. Un gesto a costo zero che punta a sensibilizzare l'opinione pubblica e fare la differenza per molte donne vittime di violenze fisiche, psicologiche o di molestie sul lavoro. Negli ambienti di lavoro oggi si vengono a creare delle situazioni abbastanza delicate, soprattutto per la
cattiva comunicazione. Ma non è l'unica iniziativa del sindacato messa in campo a fianco alle donne. Il progetto per il reddito di civiltà, per aiutare queste donne a potersi rimettere in gioco aprendo una nuova attività. Poi abbiamo anche un ulteriore progetto che è quello di inserire le donne che hanno subito violenza nell'elenco delle categorie protette per poter avere un accesso al lavoro in maniera più semplice. Il terzo progetto sul quale stiamo lavorando è quello di far capire a chi poi gestirà i contratti collettivi nazionali di lavoro che dobbiamo togliere il periodo di comporto che permette il licenziamento delle persone che superano i 180 giorni di assenza. Ricordiamo che il numero 1522 è gratuito e attivo 24 ore su 24. E adesso parliamo di musica. A Catania e Palermo la rassegna Jazz for Peace con artisti provenienti dalle aree del Medio Oriente sotto attacco di Israele. Tra loro anche Ariel Bart, un'armonicista israeliana che lancia il suo appello per la pace tra i popoli. Emanuela Corsi. Lei è Ariel Bart, musicista israeliana che fa la spola tra Tel Aviv e Berlino dove vive. La 27enne armonicista è la fondatrice dell'Ariel Bart Trio, una delle realtà musicali più interessanti emerse negli ultimi tempi che mescola armonica, violoncello e pianoforte. 2 dischi alle spalle e numerose esperienze in giro per il mondo. Il trio è tra gli ospiti della rassegna Jazz for Peace, realizzata tra Catania e Palermo con la partecipazione di musicisti provenienti dai paesi bombardati dal governo Netanyahu, Siria, Libano, Iran e Palestina. Non posso e non voglio cambiare la mia identità. Il fatto che la gente mi veda in maniera sbagliata non mi fa piacere, ma lo posso capire. Noi stiamo lottando e protestando per cercare di cambiare questa situazione, per Gaza e per Israele. Anche il mondo della musica, da sempre in prima fila nelle battaglie per i diritti e l'uguaglianza, si mobilita per promuovere la pace contro le guerre e le violenze. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio. Palermo in campo nel pomeriggio alla Spezia. Inzaghi perde Ceccaroni per squalifica, al suo posto Veroli. Dubbi sulla tre quarti, Brunori potrebbe partire dalla panchina. Marco Gullà. Una tappa importantissima, come insomma sappiamo bene tutte le partite di Serie B. Andiamo su un campo tosto con una squadra che sicuramente non è nelle posizioni di classifica che pensava di essere all'inizio dell'anno. Oggi pomeriggio alle 17:15 il Palermo al Picco contro lo Spezia proverà a chiudere questo primo mini tour de force con una vittoria. Poi la sosta, ecco perché per i siciliani sarà fondamentale chiudere al meglio questa prima tornata di campionato. Sappiamo che era da tanto tempo che insomma le prime 6 partite il Palermo non era imbattuto, ci siamo riusciti ma non abbiamo fatto nulla. Il bello deve ancora venire, dobbiamo dare continuità, dobbiamo migliorare in tante cose, ma lo sapevamo. L'importante è essere lì attaccati al treno. Penso che tutti abbiano capito che giocare contro questo Palermo è dura, per cui qualcosa di positivo c'è stato. Lo Spezia, nonostante una classifica poco esaltante, è una squadra assolutamente temibile, soprattutto in casa. Mancherà Ceccaroni, squalificato. Al posto di Ceccaroni gioca Veroli. Veroli è forte, ha dimostrato a Udine di essere molto affidabile, l'abbiamo preso per questo, per cui senza nessun problema giocherà lui. Poi in difesa Bani e Pierozzi, sulle corsie esterne Augello, certo della maglia, poi probabilmente spazio a Gyasi. Gomez si riprende le chiavi del centrocampo, sulla tre quarti potrebbero giocare Palumba e Leduaron con Poianpaolo punta centrale. Nello Spezia in avanti l'ex Soleri con la Padula. Per il Catania, rebus attaccante da risolvere per Mimmo Toscano in vista del derby di domenica al Massimino contro il Siracusa. Difficile possa recuperare Forte, che anche oggi ha svolto un lavoro differenziato. Possibile l'impiego dal primo minuto di Lunetta come punta centrale. Francesco Triolo.
Il derby si avvicina, domenica al Massimini il Catania affronterà il Siracusa e Mimmo Toscana ancora oggi non sa quali saranno le frecce d'attacco disponibili al proprio arco. L'allenatore rossazzurro per il match contro gli Aretusei deve fare i conti con un problema serio nel reparto offensivo della squadra. Forte, infatti, anche oggi ha svolto lavoro differenziato ed è indubbio per la partita. Sarà domani il giorno della decisione in un senso o in un altro sull'eventualità di avere a disposizione solo Toscano, che parlerà proprio dopo la rifinitura, potrà sciogliere i dubbi. Caturaro c'è, anzi ci sarà almeno nella lista dei convocati, si dovrà capire quanti minuti ha nelle gambe l'ex Potenza e se l'allenatore preferirà mandarlo in campo dall'inizio o a partire in corso. L'ipotesi più probabile in questo momento è quella di vedere Lunetta dall'inizio come prima punta. Loro giocano bene, hanno personalità, è una squadra che non ha raccolto secondo me quanto meritava in queste partite, è una squadra che comunque ha vinto il campionato l'anno scorso, quindi ha un gruppo solido. Io conosco anche qualche ragazzo lì che è arrivato quest'anno che ha qualità, quindi è una partita sicuramente tosta. Loro sicuramente verranno qua per portare a casa un buon risultato, ma noi siamo il Catania, quindi dobbiamo assolutamente fare la partita che dobbiamo fare. Catania-Siracusa sarà trasmessa in diretta esclusiva in chiaro su Telecolor, 4 ore di trasmissione a partire dalle 13:30 con la presentazione della partita, le formazioni ufficiali e le voci dei protagonisti, poco prima del calcio d'inizio, il racconto live dei 90 minuti corredato dall'analisi dei casi arbitrali e dalle interviste flash a fine primo tempo e al triplice fischio e infine un ricco post gara con risultati, classifiche e interviste in anteprima da allenatori e giocatori. Inizia questo fine settimana il campionato di Serie A di pallacanestro. Stasera l'anticipo della prima giornata con la sfida Trieste-Trapani, la squadra siciliana impegnata quest'anno anche in Champions League. Sentiamo Franco Cammarasana. Con l'anticipo della prima giornata, la sfida Trieste-Trapani prende il via stasera il campionato di Serie A di pallacanestro. Sarà come al solito di un livello molto elevato sul piano tecnico e spettacolare, ma le big storiche come Virtus Bologna e Armani Milano avranno quest'anno una concorrenza ancora più agguerrita nella corsa allo scudetto. Venezia, Brescia, Udine, solo per citare 3 nomi. La Trapani Shark, che da debuttante in Serie A la scorsa stagione sorprese tutti giungendo a disputare la semifinale playoff, quest'anno vuol tornare a far parlare di sé, anche se parte con una penalizzazione di 4 punti per via della vicenda dei crediti d'imposta e con una squadra orfana di elementi importanti come Robinson e Hart. Sulla carta però l'organico sembra essere ancora più forte con l'arrivo degli esterni Jordan Ford, Ryan Arcidiacono e Alessandro Cappelletti, le ali Tim Allen e Matt Hart e il centro Adama Sanogo. Inizio stagione però difficile e con un calendario fittissimo di impegni per la squadra trapanese. Ben 7 partite in 24 giorni, essendo impegnata per la prima volta anche in campo europeo nella Basketball Champions League. Mercoledì la prima partita al Palasciark con gli spagnoli del Tenerife. Stasera alle 20 intanto il debutto in campionato a Trieste con Hart e Pugliatti fermi per infortunio, ma col sostegno di molti siciliani presenti al Palavela. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, prossimo appuntamento alle 14. Grazie per averci seguito, buona giornata.